questa è una di decine di manifestazioni che abbiamo fatto in tutto il Veneto, non possiamo non fare anche Treviso. E siamo contenti per la reazione della città, della partecipazione che ci fa sentire che non siamo soli. E dunque la gente che vuole la pace, il cessate il fuoco e soccorrere subito Gaza e costruire veramente finalmente la pace. E la pace si può costruire sui principi dell'ONU. Allora, riconoscere tutti i principi dell'ONU, compreso il riconoscimento dello Stato palestinese, quello è lo Stato che manca, lo Stato futuro con gli israeliani che vogliono vivere alla pari con noi palestinesi, non in un apartheid. Gli israeliani, gli ebrei che noi conosciamo, da Moni Ovadia, che saluto in Italia, ai ebrei contro il colonialismo, contro gli ebrei che inviteremo a Vicenza il 20 gennaio marceranno con noi, cristiani, ebrei e musulmani, una marcia semita per dire fermate la guerra antisemita, razzista contro un popolo. Lo sterminio non può essere una soluzione.